Amici e amiche di Sicilia Magazine, bentrovati e bentrovate. Quello di oggi è un evento speciale, infatti il Teatro Massimo Bellini ha voluto organizzare un appuntamento volto a celebrare l'anno della fondazione della nostra meravigliosa città, che ad oggi vanta 2751 anni, sebbene quella sulla quale camminiamo tutti i giorni è una città relativamente giovane, ricostruita in seguito al terremoto del 1693, che la distrusse quasi interamente. Il teatro ha organizzato un gran galà lirico diretto dal maestro Eckhard Stier. Noi siamo qui per raccontarvelo, venite con me. Oh, an absolutely wonderful program, because I think these programs which are mixed up with very famous composers, as Bellini is, of course, the son of the city, and Richard Wagner is. So we have, at the other hand, three contemporary pieces of music from Italian composers. What I think it's a very good thing to play this music, and it's very interesting. And though the whole mix of this music makes the great sensation this evening. Sono felice insomma di poter partecipare a questo evento con questa mia sinfonia, che poi tra l'altro è una sinfonia che fu allora commissionata nel 2017 dall'Orchestra Sinfonica Siciliana. La riproponiamo in una nuova edizione qua a Catania, perché tra l'altro è una sinfonia chiamata La Piccola, perché è dedicata alla candelola di Monsignor Ventimiglia. Una bellissima occasione quella che organizza il Teatro Bellini di Catania con la Bellini International Context, è veramente interessante. Autori del nostro tempo si confrontano con la tradizione splendida per uno spettacolo assolutamente da godere. Il pubblico rimarrà veramente piacevolmente sorpreso. Aspetto di vedere un gran bel concerto, visto che è dedicato al 275esimo della celebrazione di Bellini, e quindi siamo qua per questo. Secondo me una cosa molto importante è la musica dal vivo in generale, perché permette di raggiungere più persone, qualcosa di speciale che dovrebbe essere anche rilanciato in questo periodo. La musica è un accostamento anche a sorpresa. Si va con fiducia per sentire Wagner, che è sempre grandioso, se non magniloquente. Una commistione di culture diverse, un avvicendarsi di popoli, storie, battaglie, arte che hanno contribuito a rendere la nostra città una perla unica nel Mediterraneo. Grazie sempre per averci seguito, alla prossima!